Devo arrivare dall'altra parte di Roma, vedo il taxi, sala, si mette a sedere e cominciano a viaggiare. Dopo un quarto d'ora che sta a bordo di questo taxi, gli viene in mente una cosa che fa, si allunga e poi c'è la mano sulla spalla dell'autista, no? Come lo tocca l'autista fa così, per tutto il taxi con un mezzo testa coda e sfiora un pullman, sale sul marciapiede e si ferma un centimetro dalla vetrina. Come se ferma l'autista da gira e fa così, non lo faccia mai più! E il passeggero, mi terrorizzato, che fa, mi perdoni, io volevo chiedere solo un'informazione. L'autista fa, no, guardi, mi perdoni lei. Scusi, ma io oggi è il primo giorno che faccio il tassista. Io ho 25 anni ho guidato il carro funebre. Due amiche lasciano i mariti a casa e decidono di andarsi a fare una bella magnata di castelli. Insomma, lasciano i mariti a casa, via la macchina e vanno su. Arriva una riccia, si fermano una bella maschetta, scendono un tavolo all'aperto così e cominciano a chiacchierare come sono le donne quando stanno da sole, no? Chiacchierano, cominciano a mangiare, si mangiano tutto, coppiette, mozzarella di bufala, prosciutto, rossa, mortadella cubettina, mortadella alla brace, le coppiette di cavallo, il salame di cinghiale, tutto si mangia. Si è fatta la cintura, si guardano, vabbè dai, va, torniamo a Roma. Insomma, ripiano la macchina e cominciano a camminare. Mentre tornano verso Roma hanno mangiato una cifra tutte e due, eppure a questi grappi. Oddio, mi sto a sentire male, quell'altra io pure mi dai fatto male la mozzarella col vino, e quell'altra fa sì, no, mi sa che la mortadella alla brace. Insomma, ogni la fama arriva mai. Fermate un attimo qui, quando si ferma, ma stava una aperta campagna, vero, questi cazzi. Insomma, accostano una vietta di campagna, scendono al volo, scavalcano un cancelletto e si trovano dentro al cimitero abbandonato da quelli vecchi, no? Allora che fanno? Vedono due lapidi di quelle vecchie, si mettono dietro ai lapidi, si tirano giudicazione e fanno quello che devono fare. Ma che succede però? Che per la fretta hanno lasciato i tovaglioli in macchina, quindi sanno come pulirsi. Una se le mutandine, se pulisce le mutandine le butta, l'altra è uscita senza mutandine. Se guarda attorno a un certo punto vede una lapide vecchia che fa la lascia e sfugge col culo. Se riveste, salgono in macchina e tornano a Roma. Il caso vuole che i mariti di queste due lavorano insieme, tutte le mattine arrivano lavorato insieme, la mattina dopo si incontrano, un tavolo là tutto grigio in faccia, no? Allora, ma che ha fatto? Buongiorno, sono preoccupatissimo. Che è successo? Dico. C'è un conversatore che mia moglie mi mette le corna. Matta vera. Ma che tu fa pensare? Hai visto ieri sera che torna a cena con tua moglie? È tornato a casa senza mutande, sta zuzza. Guarda,